Quando sentii L'amore che mi devi, capii che quel brano aveva una densità, oltre che emotiva, anche una profondità spirituale non comune, e forse più di altri pezzi aveva la sua maniera semplice e inusuale di trattare certi termini, tipica della maniera di scrivere di un vero poeta. Non voglio più correrti dietro, io voglio indietro l'amore che mi devi, tutte le lacrime e gli sbattimenti per salvare l'uomo che vedi. Moltiplicando l'inquietudine per il fattore solitudine, eccola qui davanti a te la vita mia, facendo l'addizione a me di quanto atteso inutilmente per registrare un giorno sì che lotteria. Sono per te un soprammobile, il puro calcolo di una persona ignobile che si trascina con esperienza nell'insperabile speranza di rivederti comparire in questa stanza. Quindi, sommando l'ultima bugia, la prima volta, la nostra euforia, se ancora sto con te, è colpa mia. Moltiplicando l'abitudine per la tua nota improntitudine, è sempre qui davanti a me la vita mia. Sono per te un gioco facile, il caso tipico di un personaggio fragile che conta ancora sulla sua classica ma mai patetica speranza di rivederti comparire in questa stanza. Quindi, pensando all'ultima bugia, la mia freddezza, la tua gelosia, se ancora sto con te, beh, è colpa mia. Sono per te un soprammobile, il puro calcolo di una persona ignobile e mi trascino nell'impossibile, purtroppo inutile speranza di rivederti comparire in questa stanza. Quindi, sommando l'ultima bugia, la sua dolcezza, la mia fantasia, se ancora penso a te, beh, è colpa mia. Sommando l'ultima bugia, la mia franchezza, la tua ipocrisia, se ancora ho in mente te, beh, non voglio più correrti dietro, tienilo pure l'amore che mi devi, tutte le lacrime e gli sbattimenti che han fatto a pezzi l'uomo che vedi. Bellissimo, bravo, veramente bravo. bello. Ricordiamo che questo è un concerto che tu hai tenuto per presentare il nuovo disco il 10 dicembre al Teatro San Babila di Milano. Guarda Esatto, che come sono È preparato. bravissimo, Questo ragazzo è il figlio di vero. Bruno Lauzi. Ma posso dirvi una cosa? Sì. No, non puoi. Adesso, perché adesso è già qualche puntata Certo. che vengo a trovarvi. Sai che mi hanno telefonato anche alcuni dei musicisti
cappellotto, davvero? che casualmente così hanno guardavano visto, col digitale. Esatto, hanno goduto. Complimenti a tutta l'organizzazione, Grazie. ma non solo da parte mia, ma proprio Grazie. Un applauso, dai, un applauso ci vuole. dei protagonisti che si sono ritrovati. Certo, Ho detto, certo. come? Non lo sapevo. Vero, Beh, una ma poi bellissima Mille avventura, Voci. una bellissima Devo dire avventura. anche che non ci sono tante trasmissioni che ti danno la possibilità No, di raccontare assolutamente anche no. il lavoro che c'è dietro, al di là del fatto che poi uno canta una canzone, quanto lavoro c'è dietro. Questo ragazzo che avete visto cantare con me Sì. questa canzone è il figlio di Bruno Lauzi, È il figlio. con il quale io ho scritto questa canzone in occasione del concerto del San Babila. È venuto a trovarmi, poi ci sono stati altri ospiti, però di devo dire Bruno. che Maurizio, a parte il fatto che è un grandissimo cantautore, È una voce particolare. e poi ha cantato questa canzone con un DNA Sì, assolutamente sì, particolare. vabbè, Ed normale. è arrivato. Ma è incredibile, io ricordo che Bruno abitava non distante da dove abitavo io, nella zona di San Felice, nella periferia milanese, e mi ricordo che ero andato a cercarlo perché mi ero messo in testa di fargli cantare una canzone che avevo scritto, pensa, insieme a un autore con il quale avevo cominciato a scrivere le canzoni per lo Zecchino d'Oro, era metà anni 90. E questa canzone, che si chiama Fiore di campo di primavera, al Teatro San Babila, l'abbiamo fatta praticamente, eravamo in 38 musicisti sul palco, tutti insieme. E nel disco, questa canzone, che poi alla fine Bruno non ha mai inciso, gli piaceva, però aveva detto questo è un pezzo troppo forte, io ormai non faccio più dischi seguiti dalle case discografiche, però non era quello il mio intento. E allora, grazie a Rocchetta Tanaro, che è il paese dove Bruno spesso andava, abbiamo registrato i cori di questa canzone Fiore di campo di primavera praticamente a casa del medico condotto del paese, che è il dottor Prola, e abbiamo registrato questi cori e li abbiamo chiamati gli amici di Bruno. Bello. Anzi, forse c'è un pezzettino tratto dal recital del San Babila, Sì? dove c'è questa canzone, non so se ce l'abbiamo, forse ce Ce l'abbiamo, l'abbiamo, la regia, Gianni? ho appena fatto i complimenti alla regia, per cui Ce lo mandano, Ce lo no? mandi? Sicuramente ce lo Vediamo. mandano. Guardiamo. qua. Ecco. Ma certe volte cos'è più bello di uno stornello di quell'indò che ci riporti 1000 anni indietro, magari in gita o che ne so, in 100.000 ma ognuno solo, col cuore in gola là in fondo al bus, a scompigliare con incoscienza qualche segreto, qualche virtù. Un fiore di campo di primavera, un tunnel nero davanti a noi, correva in fretta, sembrava un treno, non si voleva finisse mai. Tanto più in là c'era comunque il sole, tanto l'estate era sempre là. Meglio sognare, meglio una promessa, giurarsi amore per l'eternità. Fiore di campo di primavera, nero, 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 non doveva finire più. Fiore di campo di primavera, nel tunnel nero, 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 illuminato da un azzurro. Ma certe volte cos'è più bello di uno stornello di quell'indò che ci riporti 1000 anni indietro, magari in gita o che ne so, a quel che eri, a quel che ero, a quello che domani si vedrà, e sulla scia di quei misteri giocare al sogno che verrà. L'estate era sempre in fiore, tanto la corsa non finiva là. Meglio cianciare, meglio una promessa, giurarsi amore per l'eternità. Tanto l'estate era sempre in fiore, tanto la corsa non finiva là.
bella questa cosa, bellissima, Franco. Guarda, è stato un momento travolgente, straordinario. Anche questa Fiore di Campo di Primavera è qui, fortissimissimo. Franco Fasano insieme a tutti i grandi successi da Mi manchi, Io amo, Regalami un sorriso. Pensa che questa canzone poi la volle incidere Franco Califano nell'album nel 2005, l'anno in cui io gliel'avevo mandata qualche anno prima, perché sai che c'era Fiorello che spesso lo imitava. Allora mi era venuto in mente di fare un duetto, Fiorello e lui con Fiore di Campo, era la sua risposta. Poi alla fine la cosa non andò in porto, ma Franco mi chiamò dopo 3-4 anni e mi dice: ho ritrovato il testo sulla scrivania, me la sono cantata tutta. E l'ha voluta incidere, addirittura voleva partire a Sanremo, solo che aveva in quel caso un pezzo straordinario del Tiro Mancino, Non è su del ritorno, e quindi però per me è stato un onore che l'abbia messa in questo album. E così poi, tornando a Bruno Lauzi, ho avuto il piacere, tramite un altro arrangiatore che è Salvatore Mufale, prima, ma ancora prima di Dino Morabito, di conoscere il maestro Pippo Caruso, che mi ha voluto, quando gli ho raccontato questa storia, io sono andato a chiederlo, ma lui praticamente sapeva già tutto, non del progetto, ma del fatto che io ero amico di Bruno, e quando abbiamo realizzato il disco c'è un backstage, proprio un attimino, dove lui racconta perché ha voluto mettere questa coperta d'archi in un brano che poi qualche anno dopo ha cantato Mina. Ecco, certe cose si fanno. Sì. Non so se c'è Pippo Caruso, ma forse... Abbiamo parlato spesso di Franco Fasano, perché... non sai se c'è... Eccolo lì, guardalo. Eccolo Pippo. Degli spunti e delle idee particolari, fra l'altro dimostrano tantissimi suoi successi. Non so quanti pezzi ha scritto per bambini, siamo stati forse anche rivali in questa cosa, perché so che ha scritto tantissimi pezzi per lo Zecchino d'Oro, eccetera. Ecco, questo è un altro momento, e qui vediamo proprio mentre stavamo registrando gli archi di questa canzone che poi ha cantato Mina. E ricordo che quando avevo chiamato Massimiliano Pani, il figlio di Mina, che mi aveva confermato che Mina aveva deciso di praticamente riaprire l'album, mettere questo pezzo all'ultimo momento, allora gli ho detto: posso dirglielo a Bruno? Sì. Allora sono andato a casa di Bruno, gliel'ho passato e lui non se l'aspettava. Alla fine, quando ho chiuso il telefono, mi ha guardato e mi ha detto: io e te siamo amici. Dai, che bella questa cosa. Ed è una canzone alla quale io sono molto affezionato e che adesso vi faccio ascoltare. Dai Franco, faccela ascoltare. Ti sei emozionato? Certe cose si fanno. Ti vedo, Franco. Franco Fasano, faccela mille voci. E noi ti togliamo le sedie. Grazie. Quanto è bello lei. Non è male questo. Non è male. Me la prendo e me la porto. Certe cose si fanno quando non puoi dormire, quando viene la luna e ti chiede di uscire, senza alzarti dal letto, scavalchi il davanzale e voli senza ali e non ti puoi far male. Il paese che dorme non ti vedrà passare, ma lui non sta dormendo, ti sentirà arrivare. E sei dentro il suo letto e gli pesi sul cuore e lo chiami per nome e gli gridi l'amore, lo cavalchi ridendo, sembri un'onda di mare e lo lasci sfinito che incomincia a albeggiare.
certe cose si fanno. Certe cose si fanno. E rientri volando come sei arrivata. Sei di nuovo nel letto, solo appena affannata. Il tuo uomo si alza, esce presto al mattino, non si è accorto di nulla, pur dormendo vicino. Ti verrebbe da dirlo, lo vorresti gridare, ma si sa certe cose non le puoi raccontare. Certe cose si fanno quando non puoi dormire, quando viene la luna che ti chiede di uscire. Certe cose si fanno. Quando viene la luna e ti chiede di uscire. E voli senza ali e non ti puoi far male. Magico, grande Franco, magico. Ringrazio anche la mia amica Silvia Mezzanotte che mi ha regalato questo cameo, anche perché il senso di questo lavoro di Fortissimissimo è stato appunto quello di radunare un po' tutti gli artisti e musicisti che ho incontrato nella mia vita. E io con Silvia nel lontano 90 avevo fatto... Era qui in No, ancora no. Era nelle nuove proposte a un Sanremo, al primo Sanremo di quando tornò l'orchestra, quello organizzato da Ragazzini. Eravamo lì nel Palafiori il primo anno, sì. E Silvia cantava nei giovani e io quell'anno arrivai secondo dietro Masini. Lei arrivò quarta e poi siamo andati 3 anni insieme a fare la tournée e quindi quando gli ho raccontato di questa mia idea, insomma, di raggruppare tutti i musicisti, per gentile concessione di Piero Cassano, che insomma non è poco, non è poco. Il capo dei Mattia volentieri. Beh, nel tuo prossimo progetto magari chiama l'accento perché Stefania 100% lei è 100% Stefania. Ma noi è tanto che ci conosciamo con Franco, pensa allora, visto che è tanto io eri un pupo. Lui mi fece un provino che ancora c'ho, la prima tua canzone, ti ricordi Alibi? Alibi, certo. Come faceva? Adesso ti metto alla prova. Io me la ricordo. Dai Franco, dai. Di Franco Fasano. Alibi. Davvero? Sì. Va bene, dai, allora ci porti in tournée con te, Franco. Franco Fasano a 1000 voci. Ciao Franco, ciao. Alla prossima puntata.